Sindacati dei pensionati in rotta di collisione con la Regione per le mancanze in ambito sociosanitario. Sentiamo. Non sono mai arrivati provvedimenti, regolamenti e leggi che traccino una strada netta su non autosufficienza, riforma delle IPAB e piano sociosanitario. A denunciarlo sono i sindacati dei pensionati che intendono chiedere a questa giunta conto, diciamo così, del fatto che la Regione dà conto di aver risanato in buona parte o attivato un percorso importante e virtuoso di risanamento dei conti regionali, e la denuncia che noi facciamo oggi è percorso assolutamente positivo, non c'è alcun dubbio, però a scapito di che cosa? in particolare anche della medicina di base, che non può più decollare perché zavorrata dalla spesa per sostenere i grandi ospedali, mentre sul territorio i servizi vanno via via assottigliandosi. E testimonianza di questa disattenzione è la mancanza in Regione di un assessorato al sociale. Abbiamo una sanità, per carità, buona in Veneto, io non sottovaluto assolutamente, questo è un giudizio positivo che voglio dare, però è anche vero che c'è stato un processo fortemente di sanitarizzazione, mettiamola così, che è il frutto delle cose che dicevo prima, cioè il fatto che tu non sei intervenuto per riorganizzare la rete ospedaliera e quindi riconvertire e dare più soldi all'assistenza domiciliare, allo sviluppo dell'associazionismo medico, insomma per dare quelli servizi sui territori. È evidente che tu hai fatto una scelta.